Buongiorno a tutti ragazzi, ieri notte, cioè ieri sera, una violenta bomba d'acqua ha investito Torino, in effetti esattamente a Chieri, quindi c'è stata più o meno un'ora di pioggia molto forte e tantissima, diciamo una tempesta di grandine. Diciamo si sono allegate a diciamo strade, tutto ragazzi, ho scoperchiato diversi palazzi addirittura, quindi diciamo che ci sta un'allerta gialla su numerose zone del Piemonte. In effetti ha fatto un buon casino ieri sera, quindi solo dopo un'ora la città di Chieri si è ritrovata ragazzi allagata al massimo, quindi le strade erano dei veri e propri fiumi, quindi fango, detriti, quindi raffiche di vento a 100 km all'ora. Ciao avvocato e buongiorno, quindi protezione civile, vigili del fuoco, un casino ragazzi. Il temporale non ha risparmiato anche altre zone della regione, quindi l'Astigiano con chicchi di grandine che dicono hanno raggiunto i 5 centimetri e hanno causato tanti danni. Ma la grandine diciamo ha causato disagi anche a Andenzeno, Marentino, nel Torinese, Schierano, posti che io conosco benissimamente, diciamo Moncarlieri, diciamo che tutto qui. Sì, sì, incomincia a fare l'albero, Elena, sì, mettiamo già le palline. Vabbè, ragazzi, facciamoci due risate che è meglio. Quindi, allagamenti anche alla stazione di Lingotto. Ciao Alessandro, quindi un casino, ragazzi. La stazione ferroviaria di Lingotto la conosco bene, quindi per allagarsi avrà fatto un casino davvero, ragazzi. Quindi diciamo che per le prossime ore ci sta questa allerta gialla su numerose zone del Piemonte per il rischio di forti temporali. Beata allora, qua neanche un po' d'acqua. Vabbè, qua a noi l'acqua non sappiamo più com'è, però meglio così, se no questo fa un sacco di danni. Quindi ragazzi, massima attenzione se abitate a Torino, perché diciamo l'allerta è per tutta la provincia di Torino, che è grande, non è come Salerno. Uno dice Salerno, però Salerno città è una cosa, poi tutta la provincia è infinita al finale, quindi è così, diciamo, è Torino, ci sono un sacco di comuni, quindi Moncalieri, Marchigiano, ma ce ne sono poi la stazione Lingotto, poi ci sta Porta Susa, Porta Nuova, quindi ciao, ma figurati, ciao, grazie. Sai che cos'è? Che passano subito i messaggi e scompaiono, quindi un attimo solo ragazzi che qua escono account che non sono loro, quindi diciamo ragazzi che è stato un casino stanotte in effetti, quindi ci sono state davvero di tutto, quindi massima attenzione se abitate nei dintorni diciamo del Piemonte, perché l'allerta rimane, quindi pensate che hanno scoperchiato le, diciamo, le case in effetti, quindi figuriamoci che cosa ha combinato. Nelle foto che potete trovare facilmente anche su internet vedete alberi abbattuti, strade allagate, quindi diciamo davvero un casino, quindi davvero non si capisce che cosa è successo ieri sera, però fatto sta che è successo ragazzi, quindi anche Moncardieri, sempre a Torino, diciamo tutta la zona sud è in collina, quindi rimane l'allerta gialla ragazzi, massima attenzione. No, no, Piemonte, Alessandro, non ti preoccupare, no, solo è arrivata questa perturbazione solo in Piemonte, quindi questo allerta gialla è solo esclusivamente per il Piemonte, non oltre. Ho controllato già l'Italia, ragazzi, fa caldo da tutte le parti, quindi ad eccezione del Piemonte, quindi mettiamoci l'anima in pace e sopportiamo anche quest'altra giornata che già vedo bella. Non so neanche che le sono le 9:10, figuriamoci, mo già fa caldo. Secondo me da mezzogiorno alle 5 facciamo la sauna di nuovo oggi. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, mi faccio un altro caffè perché uno secondo me è poco.
No, no, è solo un maltempo passeggero, no, no, rimane lì. Sta salendo, capisci? Quindi salirà forse in Francia e diciamo non passerà di qua. Ragazzi, arrivederci a tutti, io mi vado a fare un caffettino e ci sentiamo col prossimo video, che speriamo che non sia così drammatico. Abbiamo iniziato la giornata nel migliore, sempre nel migliore dei modi. Ciao ragazzi a tutti, ciao Rola, grazie a te, grazie a tutti, ciao ragazzi.